Una crescita importante, un aumento di turisti del 10,44% dal 2017 al 2018 per quanto riguarda le presenze turistiche e del 9,66% per gli arrivi turistici. Un record se paragonato al trend di crescita del turismo nella nostra regione, che si assesta al 2,2%. Un vero boom per la Pedemontana, Veneta e Colli, la OGD, Organizzazione di Gestione della Destinazione, introdotta dalla legge regionale veneta numero 11 del 2013, fra gli organismi preposti alla valorizzazione e la promozione del Veneto. Buona l'offerta che spazia dal cicloturismo all'escursionismo, passando attraverso il turismo culturale ed enogastronomico e l'itinerario religioso. Qualche cosa molto particolare. È di particolare che qui ci sono attività che sono nate negli ultimi anni in luoghi che storicamente sono sempre stati visitati, e quindi nella montagna ovviamente il ponte a corde Avis di Valli del Pasubio, ma dall'altra anche il ponte tibetano nella ferrata delle Anguane. Nella zona invece, chiamiamola di pianura e di collina, la possibilità di soggiornare al castello di Thiene o di dormire in cima a un albero nel monastero di San Biagio a Mason Vicentino. L'OGD Pedemontana Veneta e Colli ha sede a Thiene, raggruppa ben 54 comuni, 48 nel Vicentino e 6 nel Veronese, nella fascia collinare pedemontana. Non facile il lavoro che sta a monte di una macchina turistica di questo tipo: creazione di infopoint, uffici yacht, sviluppo costante di turismo digitale e progetti importanti come la creazione di nuovi spazi camper, l'abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione ferroviaria di Thiene. Tutte le informazioni su visitpedemontana.com.